You cannot die, MacLeod. Wants to live forever. Who wants to live forever. Ne rimarrà soltanto uno, diceva Sean Connery nel leggendario film anni 80 Highlander. In Veneto invece resteranno 60. Siamo riusciti, io e il collega Foggiato, a ripristinare, diciamo così, un po' di equità e a cominciare a dire che il Consiglio può anche arrivare a 60. La battaglia di Pietrangelo Pettenò e Mariangelo Foggiato, gli Highlander, gli immortali dell'emendamento, è stata vinta. Il Consiglio regionale, dopo sedute estenuanti, ha detto sì. Il numero di eletti non sarà superiore a 60, ma non scenderà nemmeno a 30 come chiesto da Zaia prima della discussione in aula. Come può essere che in Friuli Venezia Giulia, con 1,5 milioni di abitanti, sono adesso 59, poi faranno uno sforzo di passare a 48, o la Sardegna che ne aveva 80 adesso forse arriverà a 60, ma con 1,5 milioni di abitanti? Cioè il Veneto con 5 milioni di abitanti ha proprio il diritto di avere 60 consiglieri almeno. Il numero di consiglieri sarà ufficiale solo con l'approvazione della nuova legge elettorale, presto in calendario. Pettenò grida allo scandalo per il clima che si è respirato in Consiglio regionale durante il dibattimento. Un po' perché la tenacia degli oppositori che hanno tenuto banco 26 ore di fila senza mai interrompersi, con devo dire, io le definite delle crudelità, proprio è un Consiglio regionale che si era trasformato in un bivacco e in un clima proprio che non solo non facevano riposare noi che facciamo l'ostruzionismo e ci sta, ma nemmeno i dipendenti che erano stati chiamati da tutte le parti, non riuscivano a fermarsi per andare a mangiare. Una stoccata pesante anche all'opposizione, colpevole di aver garantito sempre il numero legale. E quello che è grave, devo dire, da questo punto di vista non mi era mai capitato in 11 anni di Consiglio regionale, di vedere questa sudditanza, questa subalternità delle forze maggiori dell'opposizione come il Partito Democratico e l'Italia dei Valori, che appunto che è singolare, cioè garantivano il numero legale, cioè non solo capisco che si deve garantire i contenuti, ma il numero legale da quando è mondo, insomma, appartiene alla maggioranza.